Il Castellammare per lasciarsi alle spalle la sconfitta sul campo del Pro Favara, il Geraci per dare continuità alla convincente vittoria contro l'Athletic Club Palermo. Questo è lo stadio Giorgio Matranga, questo è Castellammare Geraci, uno dei due anticipi della settima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolo Celluffo e benvenuti a Castellammare del Golfo. Le due formazioni: il Castellammare di Giuseppe Mione si schiera con un 3-5-2, in porta va Samuele Di Paola, difesa 3 composta da Caiozzo, Caronia e Gabriele Lampo. Il play lo fa Salvatore Messina, le due mezzali Mannino e Mattia Terranova. Poi sulle fasce aggiranno Alessandro Milana e Luca Frisella, e poi lì davanti la coppia formata da Milik Ba e Danilo Terranova. A disposizione di Mione vanno Cacciatore, Amato, Cinà, Ganci, Civilia, Tarantino, Vassallo, Falanga e Cardinale. Risponde il Geraci con un 3-5-2, allenatore Gaetano Mirto. In porta va Marco Macaluso, assente Barbagallo, poi difesa 3 composta da Cardin, Bressano e Gusso. Il play è Pettenon, Bonamaison e Giovannioli a giocare da interni in mezzo al campo. Sulle corsie a destra va Bartolo Coca, a sinistra Emanuele Balsano, e poi lì davanti Marzio Fernandez e Roy Rudoni. A disposizione Keita, Fonti, Ogbonda, Cigno, Parebianca, Abdelasim, Gonzales, Sapienza e Guadagnoli. L'arbitro è Alessio Lazzara della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato dai due assistenti Ezio Vesco della sezione di Trapani e Marta Di Franco della sezione di Palermo. Ultimi check da parte del direttore di gara.
Sguardo al cronometro. Si va, è iniziata la settima giornata del girone A di eccellenza, subito con il primo squillo da parte del Castellammare, che prova a rendersi pericoloso, già costretto agli straordinari Macaluso dopo appena 17 secondi di partita. Era tutto fermo per posizione di fuorigioco, ma Macaluso ha subito dovuto rispondere presente. Al basso il Geraci, Pettenon, Bressan, viene in contro Marcio Fernandez, la sventagliata che finisce tra le braccia di Samuele Di Paola. In contemporanea la sfida fra Athletic Club Palermo e Mazara 46. Nel frattempo ci ha provato dalla distanza Danilo Terranova. Due fratelli in campo oggi, fare la mezzala, il classe 2005 Mattia Terranova, e lì davanti c'è Danilo a giocare al fianco di Ba. Va al rinvio Macaluso. Dicevamo assente Barbagallo, portiere classe 2002 che è stato convocato con la nazionale Beach Soccer per un torneo internazionale contro Spagna e Svizzera. Pettenon apre, Cardin, finta, rischio qui preso dal play del Geraci, che poi si propone il tocco di Fernandez. Nulla di fatto. Gusso, Pettenon, Bonamaison, appoggio all'altra mezzala, Giovagnoli prova ad andare per vie centrali qua il numero 7, poi rimane giù per un contrasto. Secondo l'arbitro non ci sono gli estremi per concedere calcio di punizione. Domani le altre partite della settima giornata del girone A di eccellenza. Alle ore 15 Mazara contro Oratorio San Ciro Giorgio, ore 15:30 Aspra Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano contro Unitas Sciacca, Fulgatore Pro Favara, Nissa Don Carlo Misilmeri, e poi a chiudere il quadro della settima giornata la partita fra Super Giovane Castelbuono e Casteldaccia. Si gioca a porte chiuse qui oggi allo stadio Giorgio Matranga. La questura di Trapani non ha firmato il documento per l'agibilità della tribuna. Va, prova a cercare Terranova, si è proposto Frisella, poi un po' scivolato, non è riuscita a mettere in mezzo un pallone interessante. Il Castellammare guadagna comunque un calcio d'angolo e quindi l'opportunità di far male al Geraci. Proprio Frisella dalla bandierina. Sono saliti i due difensori centrali. Caronia di testa non ha inquadrato lo specchio della porta. Dice sveglia Gaetano Mirto. Approccio in cui il Castellammare ha già collezionato due occasioni per far male a Marco Macaluso. Cardin, provato a guadagnare metri sulla corsia di destra il Geraci,
con Coco. La palla viene raccolta dall'estremo difensore del Castellammare, che riparte dal basso per cercare di costruire. Messina, il capitano, va a lungo per Ba, che a gamba per far male. Attenzione a Ba che prova a prendere il tempo a Bressan, che poi è bravo a tornare su di lui. Sarà calcio d'angolo, il secondo della partita in favore del Castellammare. Va sempre Luca Frisella, classe 2003, a battere il corner, direzione secondo palo dalle parti di Messina. Riesce a mettere fuori la difesa del Geraci e poi da lontanissimo ci prova Giuseppe Cagliozzo. Pallone che va davvero lontano dalla porta, difesa da Macaluso. Eccolo qua, il numero 1 del Geraci che prova a rilanciare. Ba, sponda di petto, prova a proporsi Bonamaison, va via in qualche modo Mannino, che poi va avanti a cercare Ba, spallata sul numero 9, tutto regolare secondo il direttore di gara. Qui bravo Cardin a far valere la legge del fisico per fermare l'avvanzo del Castellammare. Siamo già dall'altra parte con la corsa di Bonamaison che apre, poi si inserisce Fernandez in uscita bassa. Di Paola a branca in presa. Si guarda alle spalle qui Di Paola che rilancia, il fatto però senza trovare nessun compagno, quindi Cardin. Coco, lo scambio con Giovagnoli, fallo fischiato ai danni del numero 2 del Geraci. Calcio di punizione. Gusso. Bonamaison prova a saltare il suo diretto avversario che si chiama Mannino, gli strappa la palla. E quindi la corsa di Terranova che poi imbuca per Ba, che si era inserito. Brava la difesa del Geraci a far da muro rispetto alla porta di Macaluso. Con calma Bressan, già 2 gol in questo campionato per il difensore del Geraci. Fernandez tocca il pallone per Rudonia. Non arriva il 9, un po' impreciso qui il tocco del compagno di reparto. Pettenon va da Rudonia, sbaglia lo stop, attaccante del Geraci. Reduce da 2 gol consecutivi qui in questo campionato Rudonia. La scorsa ha fatto il terzo gol contro l'Athletic Club Palermo. Aveva già firmato Rudonia in casa della Nissa. Partita terminata per 2-1. Calcio di punizione per il Castellammare, finito giù Mattia Terranova. Il capitano si incarica della battuta. Messina. Lampo di testa. Ancora Lampo. Prova a cercare Terranova, poi riparte il Geraci in contropiede con Rudonia. Rudonia contro Di Paola. Il tocco morbido di Rudonia. Che occasione per il Geraci al 10° minuto. Primavera, palla gol per la formazione ospite. Poteva fare molto meglio qui Rudonia, che si è lasciato ipnotizzare da Di Paola. Posizione regolarissima, non c'era assolutamente fuori gioco.
Buon momento per il Geraci. Giovagnoli, Rudonia vuole subito farsi perdonare ma perde il contatto con il pallone, quindi Terranova cerca Ba, e in vantaggio Cardin che spazza. Messina da una parte all'altra, Terranova prova a mettere un po' di ordine, il numero 11 del Castellammare, poi si accontenta di scaricare, poi c'è Milana, poi Messina si autoinvola, ha fischiato fallo l'arbitro, quindi calcio di punizione per il Castellammare. 11° in corso, 0-0 a Castellammare del Golfo. La palla gol più importante fin qui della partita l'ha avuta Roy Rudonia, classe 1995, che davanti a Samuele Di Paola non è riuscito a sbloccare la partita. Aveva avuto un paio di situazioni pericolose anche il Castellammare. Ma quella più ghiotta resta la chance di Rudonia. Fischia l'arbitro, va Messina sul secondo palo, troppo lungo anche per Ba, questo traversone di Messina. Castellammare che è 11° in classifica a quota 6 punti, 2 lunghezze più indietro, c'è proprio il Geraci a 4 punti, terzultima la squadra di Gaetano Mirto. La partita dunque che vale tanto in chiave salvezza, anche se ancora chiaramente è molto presto per parlare di obiettivi. Primo cartellino giallo della partita, fallo commesso su Messina, se non erro dovrebbe trattarsi di Bonamaison, che al 13° si becca il primo cartellino. In mezzo a Castellammare e Geraci ci sono Casteldacce e Aspra, rispettivamente a 6 e 5 punti. A pari punti invece con il Castellammare c'è la Don Carlo Mesilmeri a quota 6. Sempre Messina va a battere il calcio piazzato, prova l'effetto sorpresa, riesce a servire in qualche modo Alessandro Milana, che però non riesce a stoppare, quindi prova a ripartire il Geraci. Terranova va via, si è inserito Ba, ce l'ha sul sinistro, non ha luce, adesso si ci prova, palo colpito da Terranova, la palla rimane lì, Castellammare 1, Geraci 0, la rete di Filippo Mannino sblocca la partita al 14°. La squadra di Giuseppe Mione. Ci aveva provato dalla distanza Danilo Terranova, la parata di Macaluso, il palo a fare da assistman per Mannino. Primo gol in campionato per il classe 2003. Cambia dunque il punteggio. È stato bravissimo Terranova a liberarsi e a calciare. Macaluso ha deviato il pallone sul palo e poi il tap-in vincente del numero 4.
Contrasti duri. Castellammare che prima di questa partita aveva il terzo peggior attacco del campionato, 4 gol fatti, 6 invece quelli subiti, per la differenza reti di -2. Non conferma dunque le aspettative perché va subito in vantaggio dopo un quarto d'ora circa dall'inizio della partita. Deve riordinare le idee il Geraci. Prova servendo il suo numero 10 Pettenon. Cardin prova a sventagliare sul secondo palo, secondo l'arbitro calcio d'angolo, situazione rivedibile visto che lo stesso numero 3 del Geraci, Balsano, si stava allontanando di fatto dalla bandierina. Infatti è qualcosa da ridire Giuseppe Mione, il tecnico del Castellammare. Corner battuto da Bonamaison. Pressione di Ba per il 10 di testa. Balsano. Bressan. Viene incontro Pettenon. Finta e apre da Bonamaison. Pressing del Castellammare, il 10 non ha spazio per la giocata e quindi torna indietro da Cardin. Viene incontro Giovagnoli, poi finisce giù, non c'è fallo e quindi possibilità di contropiede per il Castellammare con Terranova che va via in mezzo a 3 avversari. Bravissimo il numero 11 dei padroni di casa che poi prova a cercare Ba che rimane dentro l'area con il possesso. Ancora Ba, è chiuso, spalla alla porta, deve scaricare. Milana, perso un'opportunità il Castellammare. Poi Messina, Frisella è partito in posizione di fuorigioco secondo il primo assistente dell'arbitro. 3-5-2 del Castellammare in cui Terranova è bravissimo a giocare in una sorta di posizione da trequartista, lega il gioco quando può, porta palla, non è un caso che il gol del Castellammare sia nato da una sua giocata. Sbaglia completamente la misura del passaggio Gusso. Milana. Sempre Terranova, sbaglia stavolta lo stop di petto, poi lancio di Bartolomeo Caronia direttamente fra le braccia di Marco Macaluso. Corre Rudonia, non basta però per tenere in campo questo pallone. Castellammare che fin qui è imbattuto tra le proprie mura amiche. Una vittoria e 2 pareggi per la squadra di Mione in casa. Sfida fra numeri 10, poi Mannino, l'uomo che ha sbloccato questa partita. Balsano, Bonamaison, Cardin, spallata tra 2 giocatori. Fernandez riesce a guadagnare, rimessa con le mani. Si perde un po' di tempo in attesa che il pallone arrivi a Coco. Pettenon, Coco,
sbaglia il passaggio il numero 2. Bressan, Gusso, Bonamaison, non è perfetto il suo passaggio e Terranova per poco non ne approfitta. Pettenon, Giovagnoli va da Cardin che poi cerca Marcio Fernandez, la sponda per Bonamaison, mette fuori la difesa del Castellammare. Ventunesimo, 1-0, decide al momento Mannino. Break del Geraci, Bonamaison fra le linee, Pettenon, Giovagnoli non è velocissimo con la sua giocata, quindi viene fermato da Ba. Bressan può guadagnare metri, il capitano del Geraci fa salire il suo braccetto di sinistra, poi Rudonia finisce giù, non c'è fallo qui, valutazione pertinente a mio avviso del direttore di gara. Poi Terranova finisce giù e anche qui volendo si poteva lasciar correre. Ha preferito fischiare il direttore di gara, dunque calcio di punizione per il Castellammare. Va a battere sempre Messina. Milana contro Balsano, Mannino, cross dove però non c'era né Ba né Terranova. Poi da lontanissimo Bartolomeo Caronia. Arbitro che va a richiamare Terranova, il numero 11. Fernandez non riesce a spizzare Terranova. Va Mannino, ce l'ha sul destro, la mette in mezzo per Terranova, Bressan, poi Messina da fuori. Va vicino allo specchio di Macaluso, il capitano del Castellammare. Salvatore Messina, classe 1997, originario di Erice, 12 presenze in Serie D con le maglie di Leonfortese e Dattilo. Un paio di contrasti danno la possibilità a Rudonia di involarsi verso l'area di rigore avversaria. Lampo ferma tutto. Balsano, finta e va via. Si è inserito Rudonia che tocca per Bonamaison. Ne ha una addosso Bonamaison, pesca di nuovo Rudonia che prova ad autolanciarsi. Di Paola, sicuro in uscita. Venticinquesimo minuto in corso, 1-0 tra Castellammare e Geraci. Viene cercato Ba, Bressan, una buona guardia. Gusso a campo, lo prende, palla al piede, Balsano sbaglia tutto, il numero 3. Messina scambia con Mannino, pressing di Bonamaison che è ammonito, infatti non mette la gamba. Messina poi va via, entra in area il numero 10 che poi prova a servire al centro.
I suoi compagni di squadra si era inserito molto bene, lo stesso Filippo Mannino, autore del gol. Pericoloso il Castellammare. Buona Maison, strappa il pallone a Messina, finisce giù Fernandez che si rialza immediatamente, poi Rudonia prova ad andare dall'attaccante portoghese, sbaglia però la misura del passaggio. Roy Rudonia, figlio d'arte di Mladen, Roy che è il maggiore dei 3 figli, 8 presenze nella Slovenia Under 18, 10 presenze invece nella Slovenia Under 17 per Rudonia, attaccante d'esperienza che si è legato al Geraci. Qualche protesta per la rimessa battuta da Emanuele Balsano. Mirto che ha mandato a scaldare praticamente 3/4 della panchina, non soddisfatto probabilmente l'allenatore del Geraci di questo avvio. Balsano, cross con il sinistro, Rudonia la lascia sfilare. Fernandez aveva raccolto, se non ho visto male, ha fischiato un tocco con il braccio il direttore di gara. Rudonia effettivamente aveva avvicinato la spalla al pallone, da cui è complicato dire se abbia effettivamente toccato la palla oppure no. Con calma amministra Cardin. Pressing di Terranova. Cardin va lungo da Fernandez. Rimessa laterale per il Geraci. Viene incontro Giovagnoli, servito. Coco, Giovagnoli, finta, prova ad andare via. Poi anche una Veronica, fischia l'arbitro, punizione. Sale Bressan. Vediamo se mette in mezzo Giovagnoli. Chiama la distanza Nicolas Giovagnoli. Tutto pronto per il piazzato. Va Giovagnoli dalle parti di Bressan. Prima di lui però c'è la testa di Salvatore Messina. Secondo tiro dalla bandierina in questa partita per il Geraci. Oltre a Barbagallo, disponibili Tripiano e Albanese per Gaetano Mirto. Cross, Fernandez non riesce a staccare. Bah! Recupera un bellissimo pallone e attenzione perché è velocissimo, non riescono a tenerlo i difensori del Geraci. Entra in area di rigore, Bah che finisce giù. Una di fatto per il direttore di gara, ma che progressione di Milik Bah, che ha portato a spasso un paio di avversari. È entrato in area di rigore, è finito giù. Una di fatto per l'arbitro. Rudonia, buona Maison, va sul destro, prova ad inventare, spizzata.
di Luca Frisella, terzo corner per il Geraci. Volata via la prima mezz'ora di gioco. Direzione secondo palo, di fatto dove c'è soltanto Danilo Terranova. Bonamaison la rimette al centro da Fernandez che lascia scorrere Cardin per Fernandez, muro di Paola e poi Bressan sulla linea, Rudonia di testa, ha toccato con un braccio Rudonia, occasionissima però per il Geraci. Da un paio di minuti ha alzato il ritmo la squadra di Gaetano Mirto, almeno una tripla palla gol pochi istanti fa. Gusso, Bonamaison apre. Non perfetto il passaggio del 10, si deve impegnare Nicolas Cardin per recuperare il possesso. Messina, passaggio per Mattia Terranova, troppo lungo. Bressan l'ha avuta nei piedi la palla del pareggio il capitano del Geraci qualche secondo fa. Petenon, controllo difettoso, pressing di Danilo Terranova. Con il destro si appoggia Cardin, inserimento da parte dell'esterno del Geraci, Bartolo Coco. Lampo e Frisella si ostacolano. Giovagnoli va via con un guizzo, Bonamaison, Frisella, Petenon, pressing di Alessandro Milana, Bressan, Balsano, viene cercato Fernandez, secondo cartellino giallo della partita per Giuseppe Cagliozzo, il difensore centrale del Castellammare. Quindi dopo Bonamaison all'elenco dei cattivi si aggiunge il classe 2004 che involontariamente ha però colpito al volto Marcio Fernandez. Andrà il 10 alla battuta, vediamo se gioca corto da Petenon, eccolo qui. Bressan, Gusso, Fernandez, appoggio, Gusso, cerca spazio, il Geraci prova a costruirlo, Bonamaison con una giocata, Fernandez si mette davanti con il corpo. Fallo però l'arbitro fischia al contrario. Credo che Bonamaison è già ammonito e sta rischiando con qualche protesta di troppo. Si era messo davanti con il corpo Fernandez, l'arbitro ha punito di fatto la sua giocata e quindi calcio di punizione per il Castellammare, che chiaramente non ha alcuna fretta di riprendere a giocare.
va di testa, se la porta avanti, lo segue Franco Bollato, Gusso che devia in calcio d'angolo. Dieci minuti circa alla fine della prima frazione di gioco. Corner battuto, mette fuori il Geraci. Frisella in una posizione non sua, visto che lui gioca sull'alta corsia. A destra c'è Alessandro Milana che va a battere questa rimessa con le mani, con il petto. Messina la fa passare, va anche Bressan, e attento Marco Macaluso. Cardin, Coco, si alza la pressione del Castellammare e mette fuori Luca Frisella. Deve provare ad accelerare il Geraci se vuole rientrare in partita prima della fine di questo primo tempo. Bonamaison cerca Rudonia, di fatto trova il muro del Castellammare. Bressan, Pettenon, Cardin, c'è Coco, apre le braccia, Pettenon suggerisce il passaggio. Balzano a duellare il numero 3 del Geraci, che guadagna rimessa con le mani. Rudonia si mette davanti con il corpo. Sostituzione del Geraci, fuori Gusso e Balzano. Dentro con la maglia numero 16 Antonio Panebianco e con la maglia numero 14 Ogbonda. Doppio cambio dunque per Gaetano Mirto al 39esimo di partita. Fernandez, scarico per Bonamaison. Il numero 10 ha avuto una opportunità incredibile per pareggiare i conti al 39esimo di partita. Ottimo lavoro di Fernandez. E poi la conclusione di Bonamaison. Sta salendo in cattedra il Geraci con i suoi giocatori di qualità, su tutti Bonamaison e i due attaccanti, Rudonia e Fernandez, che si stanno sbattendo molto per cercare di costruire opportunità. Panebianco, appena entrato, si mette davanti con il corpo, poi cerca il corridoio, non lo trova e quindi torna indietro da Pettenon. Apertura dalle parti di Coco. Di fatto da un punto di vista tattico non sembra essere cambiato nulla con il doppio cambio di Gaetano Mirto, perché Ogbonda è andato a fare il terzo di difesa, mentre Antonio Panebianco sta agendo da esterno di centrocampo. Quarantesimo
1-0. Messa lunghissima, ci mette un guantone Samuele Di Paola. Pettenon, Panebianco, Bonamaison, non si chiude l'1-2. Un buon momento per il Geraci, non riesce ad uscire il Castellammare, che adesso guadagna comunque. Rimessa con le mani, che alleggerisce un po' la pressione degli ospiti. Va, Mannino. Ne ha due addosso il 4, l'ultimo tocco è il suo. Ha scelto di puntare sull'esperienza Mirto con questo doppio cambio. Di fatto ha inserito Panebianco, che proprio in questo momento stava protestando contro il primo assistente. Panebianco, che è un ex calciatore di Catania, Messina, Giarra e Trapani, tra le altre. 105 minuti negli scorsi playoff in Serie D con il Trapani. Cartellino giallo per Roy Rudonia. Si è un po' innervosita la partita. È entrato in maniera scomposta Rudonia. Secondo ammonito per il Geraci dopo Bonamaison. In Castellammare invece il cartellino giallo se l'è beccato Cagliozzo. Giuseppe Mignone che va a interloquire con qualcuno presente a bordo campo. Non ha gradito Mignone l'intervento di Rudonia, messo su Alessandro Milana. Si può riprendere a giocare. C'è il solito Messina che va a battere con il mancino troppo profondo. Bressan prova a costruire dal basso il Geraci. Ogbonda, occhio alla pressione di Ba, bravo Bressan, e poi prova a spronare il numero 14 Fernandez. Panebianco prova ad inserirsi, si è autolanciato con il suo colpo di testa. Panebianco ha letto bene la situazione Samuele Di Paola. Che mette giù il pallone, accenno di pressing di Fernandez. Di Paola va lunghissimo dove c'è Ba, ma prima di lui c'è Bressan. Ogbonda, Bonamaison, tocco e va via. Giovagnoli, c'è spazio qui a sinistra, servito Panebianco, l'appoggio per Ogbonda. Fernandez si accentra, sbaglia però il passaggio e quindi Messina prova a puntare le sue carte sulla velocità di Ba, che salta Ogbonda. Ba punta Bressan, pallone dentro per Terranova, non è riuscito a calciare il numero 11. Squadra adesso lunghe al 45esimo del primo tempo. Pettenon ha perso troppo tempo qui il numero 8 e quindi ha fatto rientrare la difesa del Castellammare. Cardin, Giovagnoli, Bonamaison in questa posizione
diciamo di trequartista, il 10 3-5-2 di Gaetano Mirto. Bonamaison ha la tendenza a giocare alle spalle proprio di Rudonia e Fernandez. Segnalato il recupero, dovrebbero essere 4 i minuti concessi dal direttore di gara. Guadagna punizione. Va. Grande paura per lui in Castellammare Mazzara, rimasto senza sensi per un violento scontro di gioco, il classe 99, che poi si è ripreso. Va Messina sul secondo palo, si era inserito Caronia, voleva calcio d'angolo il difensore centrale del Castellammare. Secondo il primo assistente l'ultimo tocco è stato il suo. Pane bianco. In incontro Pettenon, Fernandez, lo scarico per Bonamaison d'esterno, tocco un po' corto. Pane bianco ne ha di fatto 3 addosso, non semplice trovare lo spazio, finisce giù e arriva il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione guadagnato da Pane bianco con esperienza. Una delle ultime opportunità di questo primo tempo, c'era il Geraci con il piazzato, sia Bonamaison che Pane bianco sul pallone. Si allontana adesso il 10, andrà l'ex Trapani a battere questo piazzato. 2 in barriera per Di Paola. Terranova alza il braccio e si fa guidare dal suo portiere. Va Pane bianco a uscire il suo traversone. Fernandez. Bonamaison ha commesso fallo, occhio che è già ammonito, anche se pare aver accentuato un po' l'entità del contrasto il suo diretto avversario. (48) sul cronometro, ultimi istanti di questa prima frazione di gioco tra Castellammare e Geraci. Cardin, Rudonia, Fernandez riesce a toccare con il tacco per il compagno di reparto, più che c'è spazio. Bonamaison, l'idea giusta per Fernandez. Arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara, finisce 1-0 il primo tempo tra Castellammare e Geraci, settima giornata, anticipo della settima giornata del girone A di eccellenza. Decide la rete di Filippo Mannino al 14° minuto di gioco. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per vivere insieme il secondo tempo di Castellammare Geraci sul canale YouTube di Sportissimi. A tra poco. Buonasera e benvenuti a questa quarta giornata del campionato Elite Under 17 regionale Girone A fra SD Panormus e SD Fortitudo Bagheria. La lunga si lotta ancora, centrocampo, forse guadagna fallo, no, la Fortitudo Bagheria, palla lunga per Imperato
È uscito bene Federico e questa volta sbaglia il controllo. Palla dentro per il 7 e arriva il gol di Bellingardo e avanti la Panormus con Bellingardo, difesa della Fortitudo Bagheria un po' distratta in questa occasione. Finta, destro ancora sinistro, palla dentro, Battagliano per un attimo soltanto, poi scarica in porta la conclusione sardina. Battagliano ha recuperato invece Geraci, scambia il terzino destro della Panormus e tenta la conclusione. Federico e poi il gol! Si è inserito sulla ribattuta di Federico Fazio che fa il 2-0 per i padroni di casa ed esulta da Leo Messi. Vediamo se ci riprova. Pensiamo un attimo di servire Battagliano e invece va di nuovo dentro con la testa. Ci aveva riprovato Fazio. Attenzione per la Panormus, palla dentro! Invece era un tiro in porta da parte di Profeta. Si incarica del calcio d'angolo Bellingarda col mancino corto! Ha dato l'illusione del gol per la Panormus. Si incarica sempre col mancino Bellingardo, Federico sta anche servendo un assist per il gran gol di tacco di Imperato. Palla dentro! Si era inserito Cutrona con la testa, con la solita rimessa lunghissima. Ferrito con le mani. Palla dentro, sempre il solito cross al centro. Poi Mineo, palla per Rotolo che aveva riaperto la partita. C'è fuori gioco per fortuna della Panormus, fuori gioco. Fazio con la testa, bella sponda, l'ennesima per Imperato, ha chiuso bene Costa. Bellingarda, vediamo, stavolta parte sempre lui. Palla dentro, Fazio con la testa. Federico. Bravo Simo. Ancora un grandissimo stop di Imperato. Sempre Imperato sul pallone. Dentro Bellingarda. Non è fuori gioco. Secondo direttore di gara. Bellingarda fa doppietta. Ed è 3-0 Panormus. Calcio di punizione. Vediamo se andrà nuovamente Mineo e Costa farà nuovamente la finta. Sì, ancora Mineo. Palla altissima. Con la testa Padovano. Mineo non riesce a gestire questa palla. Trapani lancia Imperato. Se n'è andato il numero 11 la Panormus. Tenta il tiro col mancino. E fa l'ultimo lancio. Probabilmente per i suoi. Kinsi sulla fascia sinistra, porta avanti la palla il 13, mette dentro il volo. Ferrito, palla dentro, Viola soltanto sfida con la testa. Sorbello in area di rigore, la mette sul destro e prova. Palla che arriva a Kinsi. Davide Kinsi col numero 13. Dà una piccola speranza, comunque fa il gol della bandiera per la Fortitudo Bagheria. Palla lunga di Costa in area di rigore della Panormus, ha staccato ancora Battagliano. Trapani a lottare e finisce qui. La Panormus conquista i 3 punti in casa contro la Fortitudo Bagheria per 3-1. Ben ritrovati per la sesta giornata del campionato di promozione Girone A. Si sfidano la squadra di Cassia San Giorgio Piana contro una squadra storica che ha sempre fatto questi campionati, promozione, eccellenza, è il Camarat. Passaggio filtrante chiuso ancora dall'ottimo Ciancimino. Palla ora lunga per Sané che forse in posizione regolare, Sané, tiro! Rete! Sané lo sblocca!
blocca dopo 4 minuti di gioco. Subito in vantaggio i nostri, Giorgio, subito in vantaggio, subito, che bellissima questa palla filtrante. La palla in apertura, attenzione Carioto, il sinistro, intercettato. La palla rimane lì, dove c'è Ciancimino, che prova anche lui col sinistro, il tiro in porta. Intercetta il portiere, ottima pure questa azione. Camarat sull'out di destra dove c'è Tricoli a fronteggiare l'avversario che però gli Attenzione. gli scappa in Tianari, lo mette in mezzo. Pericolo, Non ci arriva per un soffio Martica in questo pallone che era arrivato dall'out di destra. Qui rischia, attenzione, Rivoldo. attenzione, il Camarat in avanti. La parata di Belmonte, miracolo, qui di Belmonte, Vittorio. Le nostre torri migliori sono in aria, Cariotto, Fabio Gaglio. Arbitro serio, in mezzo per Sané che la spizza, rimane lì Tarantino, sinistro. Di poco, sopra la traversa. Ci arriva. Malotte ci arriva. Bravo Cuccia qua. Ha Palla per serio, serio, può provarci. semplicissima. Ci prova, è destro. Da fuori, due tempi il portiere. La visione del portiere. Si concentra serio. Fischia l'arbitro. Parte serio, il destro a giro. La parata qui di Priolo. Il Panepinto si gira 2 volte. Che giocatore Panepinto. Alla ottima prestazione delle camere, attenzione con numero 8 che ci prova, si distende ancora Belmonte. E ancora Belmonte 2 volte. 2 volte. Secondo il guardalini. Panepinto. Attenzione al secondo palo dove c'è solo Muratore. Ci prova qui il destro del numero 9. Palla per Gallo. Gallo che può tagliare il campo a metà. Gallo per serio. 1 contro 1, finalmente un 1 contro 1 Jack serio. Ci prova col sinistro, la palla rimane lì, Giovenco! Incredibile Giovenco, ma la palla non è uscita, ancora serio. Cerca il cross, il numero 6 la mette fuori. Carioto, la controlla, Carioto, il sinistro! Davide! Carioto! 2-0, sempre il bombe! Davide, sentenza, Cariotto, gli arriva una palla buona e lui cosa fa? La mette in rete, gli arriva una palla lì al centro dell'aria. Attacco ancora con Giovenco. Gallo, può provarci dal limite, Gallo. Salta l'uomo, Gallo, il sinistro! Illumina la scena Ciccio Gallo. In campo, sì, assolutamente un'ottima partita di Duro, sia in fase di impostazione che di copertura. Guarda quanto pallone qui. recupera, La Giorgio. va a prendere e poi di destro! Fiora il gol. Incredibile. Duro. Incredibile Duro. A parte il numero 8 con questo spiovente dove c'è Belmonte. Piraneo, ma ancora una volta Che la fa sua. Belmonte Ci ha provato, e potrebbe essere l'ultima palla della partita. ha trovato il giro ma non la forza. Siamo pronti per correre tutti verso la nostra tribuna. Siamo pronti per correre a festeggiare. Siamo pronti per prenderci E questi 3 dunque, punti. finisce così. San Giorgio 2, Camarat 0, rimaniamo primi. Andiamo a quota 16 punti.
Arbitro! Sai che sicca! Ben ritrovati in diretta sul canale YouTube di Sportisili per gustarci il secondo tempo di Castellammare contro Geraci, settima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Si è chiusa sul punteggio di 1-0 la prima frazione di gioco grazie al gol di Filippo Mannino, 2003 del Castellammare. E allora si ripartirà da qui, dal vantaggio della squadra di Giuseppe Mione. Adesso andiamo a fare un rapido recap delle due formazioni. Ha già effettuato 2 cambi Gaetano Mirto, allenatore del Geraci. Sono usciti Balsano e Gusso, dentro Panebianco e Ogbonda. Sguardo al cronometro per l'arbitro che fischia adesso. Inizia il secondo tempo di Castellammare contro Geraci. Castellammare che si schiera con un 3-5-2 e poi di fatto è un 3-5-1-1 perché Terranova gioca alle spalle di fatto di Va in difesa. Poi ci sono Caiozzo Ammonito, Caronia e Gabriele Lampo, classe 2004. In mezzo al campo Messina con Mannino e Terranova interni di centrocampo. Rudonia finisce giù, troppo plateale la sua caduta, dicevamo. Sulle corsie del Castellammare giocano Milana e Frisella e lì davanti appunto la coppia formata da Danilo Terranova, fratello di Mattia, e Va. Risponde il Geraci a specchio con un 3-5-2. In porta c'è Marco Macaluso, ricordiamo l'assenza di Barbagallo, portiere 2002 titolare del Geraci, che è stato convocato con la nazionale Beach Soccer per un torneo internazionale contro Spagna e Svizzera. E dunque appunto Macaluso in porta, poi difesa 3 imposta da Cardin, Bressan e Ogbonda, che ha preso il posto appunto di Gusso. In mezzo al campo il player Petenon, 2 interni Giovagnoli e Bonamaison, Ammonito il numero 10, e poi sulla corsia di destra gioca Bartolo Coco. Dall'altra parte ha preso il posto di Balsano Antonio Panebianco, e poi lì davanti il tandem composto da Marcio Fernandez, attaccante portoghese, classe 2001, proveniente dall'U Santiago, primera divisione cilena, ovvero il massimo campionato. Lui che è capocannoniere di fatto della squadra, ha quota 2 reti insieme a Bressan e Rudonia, proprio quest'ultimo che va a comporre la coppia d'attacco. Sono stati qualche frazione di secondo fermi, l'arbitro ha allontanato un raccattapalle. Rudonia in girata per Fernandez. Avvio dal fondo, ultimo tocco del numero 11 del Geraci, da indicazioni di Gaetano Mirto, che ha mandato praticamente a scaldare tutta la panchina a sua disposizione. Vedremo per che tipo di soluzione opterà l'esperto allenatore del Geraci, tra i più longevi in attività nel panorama siciliano dilettantistico. Bressan si appoggia di testa a Macaluso. Ogbonda
la sporca Messina. Secondo il secondo assistente è rimessa con le mani in favore del Castellammare. Ricordiamo che dirige l'incontro Alessio Lazzara della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato appunto da Ezio Vesco della sezione di Trapani e Marta Di Franco della sezione di Palermo. Possibilità per il Castellammare con la sgasata di Alessandro Milana, che ha preso un po' alla sprovvista la difesa del Geraci, che è riuscita comunque a chiudere l'avance del numero 7. Va via Fernandez dall'altra parte con una giocata, bravo il numero 11 a rientrare, salta un paio di avversari e scarica Giovagnoli. Pettenon, buona Maison, ha spazio per crossare, male il 10 in questa circostanza. Sono volati i primi 5 di questo secondo tempo e il Castellammare prepara una sostituzione. Sta per entrare Samuele Cinà, classe 2005. Vediamo il posto di chi. Lascia il campo Giuseppe Cagliozzo, che era stato ammonito nella prima frazione di gioco, quindi cambio strategico per Giuseppe Mione. Vediamo se cambia qualcosa da un punto di vista tattico. Sembra di no, perché il nuovo entrato si va a posizionare da braccetto di destra al fianco di Bartolomeo Caronia e di Gabriele Lampo. Lampo che vanta un'esperienza importante con le maglie di Brescia, Reggiana e Salernitana su tutte. Lui che ha iniziato la scorsa stagione proprio in maglia granata, la primavera. Poi la breve parentesi a Misilmeri e il passaggio al Castellammare. Lampo che ha già trovato anche un gol in questo campionato all'esordio contro il Mazzara, la vittoria per 2-1 del Castellammare grazie proprio alle reti di Lampo e Terranova. Va, si appoggia Terranova. Fernandez prova ad andare via Messina, spazza più lontano che può Caronia. Ultimo tocco da parte di Bartolo Cocco. Rimessa a Castellammare, va, spalle alla porta, la tocca indietro per Frisella. Pettenon con il tacco, poi il servizio di Giovagnoli. Si lamenta un po' parte dello staff presente qui nella tribuna dello stadio Giorgio Matranga. Ricordiamo che la partita si gioca a porte chiuse. La questura di Trapani non ha firmato il documento di agibilità della tribuna. Va, si mette davanti con il corpo Cardin, un ottimo lavoro qui il difensore centrale del Geraci, che poi serve Buona Maison, finisce giù, guadagna calcio di punizione il numero 10, poi Cardin spinge Terranova
che si era messo davanti al pallone. Vediamo se l'arbitro prende qualche provvedimento. Sembra di no. Continuano a discutere animatamente Cardin e Terranova. Messina. Sbaglia completamente il servizio. Viene cercata la corsa di Roy Rudonia. Poi con calma, agevolmente, Samuele Di Paola. C'è qualche screzio tra le due panchine. Devono pensare a giocare le due squadre. Questa è la cosa più importante in questo secondo tempo. Fernandez lo strattona Messina, guadagna punizioni il numero 11 portoghese. Sta per effettuare un doppio cambio il Geraci, diventano 4 in totale le sostituzioni effettuate da Gaetano Mirto. Dentro Giuliano Guadagnoli con la maglia numero 20 e Sapienza con la 19. Fuori Rudonia, che non riesce a far tris dopo aver segnato consecutivamente per 2 partite consecutive. Dunque dentro anche Sapienza, classe 97, che dovrebbe aver preso il posto di Bonamaison. Forze fresche dunque nel reparto offensivo per il Geraci. Su tutti Giuliano Guadagnoli, attaccante classe 2002, arrivato dalla San Catalbese, porta il suo primo pallone Sapienza proprio per servire Guadagnoli. Poi Cardin commette fallo giusto qui, il fischio del direttore di gara, entrato in maniera scomposta il numero 21 che si becca il cartellino giallo. Dicevamo di Giuliano Guadagnoli, di un attaccante con alle spalle esperienze nelle giovanili di Lazio, Salernitana e Cagliari. Lui la mossa di Gaetano Mirto per questa ultima mezz'ora di partita. Sapienza che ha preso il posto di Bonamaison. A lui adesso il compito di legare il gioco come aveva fatto il 10 ammonito nella prima frazione di gioco, così come Rudonia che ha lasciato il posto a Guadagnoli. Calcio d'angolo per il Castellammare, va a battere Luca Frisella.
va a Frisella sul primo palo, mette fuori Pettenon, poi Giovagnoli, Sapienza finisce giù, arriva il fischio puntuale dell'arbitro, calcio di punizione per il Geraci che deve provare ad accelerare per cercare di riagguantare il Castellammare nel punteggio. Hogobonda va da Cardin, lancia il 21, vediamo se riesce a controllare Martino Cocco, non ne ha rimessa. Sapienza ce l'ha sul mancino, poi cross di Panebianco, Pettenon imbucata a cercare Fernandez, Di Paola, secondo tempo che fin qui non ha regalato grandi emozioni. Nella prima frazione di gioco tante occasioni da una parte e dall'altra. Cardin si appoggia Macaluso, pressing di Cardin lancia, non si intende però con Coco, Pettenon in mezzo a tre, bravo il numero 8 qui a sgusciare via, apre poi con l'esterno, male il passaggio per Panebianco, poi ancora lui Pettenon torna in pressione però un'altra volta Alessandro Milana, che guadagna anche fallo laterale. Messina prova a premiare la corsa di contro Bressan, la mette giù il 9. Bressan non lo molla, prova ad andarsene nel gioco di gambe dell'attaccante del Castellammare, poi lo scarico. Buon fine la soluzione cercata dalla squadra di casa. Messina non lo molla un attimo Sapienza. Lampo sbaglia il passaggio qui l'ex difensore della Salernitana. Va Cardin con le mani, guadagna a metri il Geraci, scuola di Mirto, estratto un giallo per Bressan, aver tirato il pallone sulla panchina del Castellammare. Facciamo parlare il campo. Vediamo se si può tornare a giocare. Di fatto Bressan è stato ammonito e la difensore centrale deve essere brava a gestire questo cartellino in questi ultimi 25 circa di partita.
Dicevo, squadra di Mirto che ancora non è riuscita a far punti lontano dal proprio stadio. 3 sconfitte fin qui fuori casa per il Geraci, che vuole evitare questa altra debacle. Per farlo deve riordinare le idee e star concentrata sul campo. Cardin va lungo da Fernandez, Lampo di testa, mette fuori, poi ancora Cardin, Pettenon, Pane Bianco, prova ad andarsene Pane Bianco, lo stende Alessandro Milana, che poi fa fare almeno 50 metri al pallone, si becca il cartellino giallo. Sta giocando poco in questo secondo tempo. Punizione per il Geraci. C'è il Pane Bianco sul pallone. Dai Giuliano viene incitato Guadagnoli, l'attaccante del Geraci. Forza Giuliano! 66esimo, fischia l'arbitro, va a Pane Bianco, pallone corto, Lampo la mette fuori. Pane Bianco cerca la spizzata a Bressan, poi Fernandez riesce ad aprire in qualche modo da Coco. Sapienza, cross sul secondo palo, Lampo bravissimo a mettere fuori, poi fischio, fallo in attacco commesso ai danni del capitano Salvatore Messina. Va alla battuta Simone Di Paola. Bressan. Pettenon finisce giù. Fallo commesso sul numero 8. Sta gestendo davvero tanti palloni, mentre andrà a scaldare 3 calciatori. L'allenatore del Castellammare, Mione, c'è anche Riccardo Tarantino tra questi, classe 96. Sapienza lascia scorrere, Pettenon si accontenta della rimessa con le mani. Poi Pane Bianco si autolancia, riesce ad allontanare Bartolomeo Caronia. Mannino, portapalla, Ba. Bressan pulito sul pallone, il suo intervento da il là al contropiede del Geraci, il suo capitano. Corre Giovagnoli, si apre Sapienza che lascia però la sfera a Pane Bianco, messa laterale per il Geraci. Guadagnoli apre, Pane Bianco ancora di testa il vento, troppo poco per far male alla difesa del Castellammare. Ci riprova Pane Bianco, stavolta va da Fernandez, sicuramente meglio rispetto a prima. Geraci che comunque non riesce a calciare verso la porta
del Castellammare. Bersaglio. Cardin sbaglia completamente il numero 21 e quindi Ba prova ad andare via in velocità. Terranova, Ba, ancora il numero 9, ne ha 3 addosso Ba, poi riesce comunque ad aprire per Filippo Mannino. Mannino c'è su di lui Ogbonda. Mannino prova una conclusione che va ben distante dalla porta del Geraci. Buon momento per i padroni di casa. Terranova ce l'ha sul destro, sceglie l'apertura, il cross di Luca Frisella. Non è arrivato nessuno, ma qui poteva fare decisamente molto meglio il Castellammare. Infatti Messina si arrabbia con i suoi compagni, il capitano. Altro cambio per il Castellammare, entra Riccardo Tarantino. Vediamo il posto di chi esce proprio Luca Frisella, qui si becca inspiegabilmente la tribuna. Continua il numero 3. Non c'era motivo davvero. Per Frisella che nel suo bagaglio d'esperienza, anche 4 presenze nel girone di Serie D con il Dattilo, anche poi 14 apparizioni con la maglia del Trapani Under 17. La sua carriera è iniziata nel Renzolo Piccolo, poi il passaggio al settore giovanile del primo Nuovo Palermo di Dario Miri, stagione 2019-2020. È rimasto giù un calciatore del Geraci e dunque intervento dello staff medico della squadra ospite quando siamo nel 72esimo minuto di partita. Ancora 1-0 a decidere è sempre la rete di Filippo Mannino, arrivata al 14esimo del primo tempo. Geraci che ha vinto lo scorso girone B di promozione, il ritorno in eccellenza dopo 3 anni, poi ingaggiati tanti ragazzi stranieri, una squadra che probabilmente deve ancora amalgamarsi del tutto per affrontare questo campionato di eccellenza. La scorsa giornata però una grande vittoria per 4-1 in casa contro l'Athletic Club Palermo. Castellammare che invece ha ottenuto una salvezza tranquilla nello scorso campionato di eccellenza. Pettenon, corto il suggerimento, riesce comunque ad arrivare Giovagnoli. Cardin ripesca il 7, pardon. Ancora Cardin. Tarantino, intervento deciso sul pallone del nuovo entrato. Fernandez si è allargato per ricevere questo pallone. Poi Guadagnoli passa con un rimpallo. Guadagnoli, cross direttamente sul fondo del numero 20. Altro cambio per il Geraci. Dentro Abdelazim con la maglia numero 17, classe 2000. Prende il posto di Nicolas Ramiro Cardin.
Sembra aver cambiato qualcosa anche da un punto di vista tattico. Stavolta Mirto, che chiaramente deve cercare di rientrare in partita. Una squadra certamente più offensiva rispetto all'inizio di partita. Con Fernandes che ha allargato il suo raggio d'azione, lo vediamo qui toccare questo pallone e metterlo al centro, dove arriva Giovagnoli. Cartellino giallo per Mattia Terranova del Castellammare, intervento falloso ai danni di Giovagnoli. Poco più di 15 minuti allo scadere del tempo regolamentare più recupero. ...15 minuti per le speranze del Geraci, 15 minuti invece di sofferenza per il Castellammare. Sul pallone c'è Sapienza. Va il numero 19 a cercare la testa di Giuliano Guadagnoli. Nulla di fatto. Protesta Gaetano Mirto per la lenta ripresa del gioco del Castellammare. Fernandes. Bressan mette ordine, o quantomeno ci prova Messina, che sbaglia però il filtrante per Ba. Pressing di Mannino che ne ha ancora nel serbatoio per correre. Finisce giù Terranova, non c'è fallo, si gioca a campo Panebianco, prova a prenderselo, poi apre Abdelasim, si chiude l'1-2, il 16 se la porta avanti con il tacco. Occhio perché dall'altra parte a scattare è invece Ba. Ogbonda lo stende e si becca il cartellino giallo del numero 14. Tante interruzioni, 4 gli ammoniti nel Castellammare, altrettanti nel Geraci. C'è ancora qualche polemica tra le due panchine. È stato bravissimo poco fa Ba a prendere il tempo a Ogbonda, lui che ha 42 presenze, 8 gol e 4 assist nella Druga Liga, seconda divisione del campionato di calcio sloveno. C'è un cambio nel Castellammare. Vediamo chi lascia il terreno di gioco. Sembra essere Danilo Terranova, lui che ha propiziato la rete del vantaggio di Mannino nel suo tiro dal limite dell'area. Esce dunque Terranova dentro al suo posto Manuel Ganci, classe 2004, proveniente dalla Primavera del Palermo, nella quale nell'ultima stagione ha realizzato ben 13 reti, contribuendo in modo decisivo alla promozione della squadra allenata da Stefano Di Benedetto nel torneo di Primavera 2. Arbitro che ha buttato fuori il direttore generale Castronovo del Castellammare, anche l'allenatore del Geraci Gaetano Mirto. Tante polemiche, tanto nervosismo
in questo secondo tempo. Ne mancano 12 di partita. Eccolo qui Gaetano Mirto che lascia il terreno di gioco. Va Messina, spizzata, Tarantino, era in fuorigioco, si è messo poi ad esultare il 17, tutto fermo però per posizione di offside, aveva comunque beccato la traversa Riccardo Tarantino. L'ha presa con un braccio Mannino, calcio di punizione per il Geraci, battuta corta, pane bianco. Abdelazim, scambio con Guadagnoli che non è entrato benissimo in partita, sbaglia il suggerimento qua all'attaccante classe 2002. Fernandez. Guadagna rimessa, anzi no, sembrava in favore del Geraci, da qui questa rimessa laterale ha visto diversamente la terna arbitrale. Altro fischio, il gioco molto spezzettato, non riescono a trovare continuità in termini di fraseggio le due squadre in campo. Coco. Ancora Coco. Si è inteso con Giovagnoli. Coco aveva arrivato il pallone al compagno. Poi dal gesto si battono in 5-2. E con tutta calma a battere questo rinvio di Paola. Geraci che nella prossima giornata ospiterà in casa il Folgatore domenica 29 ottobre alle ore 14:30, mentre il Castellammare, occhio a Tarantino da fuori, mentre il Castellammare andrà a giocare in casa del Mazzara 46, ottimo inizio di campionato, 12 punti in classifica appunto per il Mazzara 46. Tarantino ci ha provato da lontanissimo, ha cercato l'effetto sorpresa, il numero 17 del Castellammare, troppo poco per far male a Macaluso che va adesso al rilancio per cercare i centimetri di Fernandez, poi pressing di Guadagnoli, falloso, non è riuscito ad entrare in partita fin qui il 20. Messina, Fernandez e Tenon. Si gioca un po' a ping pong adesso. Rimessa laterale per il Castellammare. '84esimo, ancora 1-0 in questo anticipo della settima di eccellenza girone A. Tarantino prova a inventare, non si intende con pane bianco, cerca e trova Fernandez, prova a sgusciare via il numero 11 che ha tanto fisico, riesce a passare, guadagna rimessa laterale.
Fernandez, la sponda, tiro di Abdelaziz, para centrale di Paola. Ultimi 6 minuti di partita qui allo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Sensazione che avrebbe bisogno di un episodio il Geraci per riagguantare la partita. Pressing di Bressan, poi Tarantino, l'ultimo tocco è il suo. Guadagnoli spazza più lontano che può Simone Cinà, di testa di Ogbonda, occhio che c'è Ba che è velocissimo, spinge Bressan secondo l'arbitro Ba, e quindi possesso, Geraci perde palla, però Giovagnoli potrebbe essere sanguinosa perché c'è Mannino che però ha perso il tempo di gioco, poi si accontenta di fatto di un calcio di punizione il numero 4 che guadagna metri ma soprattutto tempo prezioso in questo finale di partita. Va a battere Manuel Ganci, questo piazzato, l'ex rosanero. Solito anche Lampo, c'è Va sul secondo palo, va sul primo però Ganci. Calcio d'angolo. Va Ganci. È bella la palla messa da Ganci, rimane lì. Rete. Ha segnato Ba per il 2-0 del Castellammare, che di fatto chiude la partita. Il traversone dalla bandierina di Ganci e la rete di Ba. Primo gol anche per lui in questo campionato. Si è sbloccato l'attaccante del Castellammare, 2-0. Molto bello il cross dalla bandierina di Ganci, non è stato perfetto in uscita alta Macaluse, poi Malik Ba l'ha messa dentro, potrebbe aver chiuso i conti di questa partita. Prova a bastire con le ultime energie, un accenno di rimonta il Geraci, male qua in possesso la squadra di Mirto, e quindi Ba che ha ancora tantissima gamba per andare via da solo. Ba viene fermato. Dall'altra parte Guadagnoli, pescato in fuorigioco dal primo assistente, l'ha calciato Guadagnoli colpendo in pieno Samuele Di Pala, ma il gioco era abbondantemente fermo. Ne mancano circa 2 minuti in questa partita. Un gol per tempo per il Castellammare, che finisse così continuerebbe a essere imbattuto in casa, mentre il Geraci
discorso opposto, visto che non è ancora riuscito a ottenere un punto in trasferta. Tarantino, sovrapposizione di Messina, il pressing di Fernandez, cross del 10, Bressan. Pensa al lancio lungo, poi preferisce andare da Sapienza, che rientra. Tanto campo, adesso il Geraci è un po' scoperto il Castellammare, finisce giù Guadagnoli. Fallo e punizione per il Geraci. Entriamo nell'ultimo minuto di partita. Andrà a battere Pettenon questo piazzato. In barriera Ganci con Mannino. Alla fine va Giovagnoli alla battuta, vediamo se calcia verso lo specchio o se serve il compagno in mezzo all'aria. 6 minuti di recupero segnalati dall'arbitro. Sul secondo palo la rimette dentro Abdelazim. Chance per il Geraci, si rammarica qui Abdelazim. Aveva messo dentro un bel pallone Giovagnoli, poi la sponda del 17. Sapienza dalla bandierina a pescare Fernandez, alza il pallone che rimane lì. Bressan, dopo il tentativo di Guadagnoli, doppia occasione nel giro di un minuto circa per il Geraci. La panchina fa segno a Di Paola di lanciare più lontano che può per avvicinare a questi 3 punti il Castellammare. Corre ancora Ba, prova uno stop difficile, ma che riesce. Break di Ganci, Ba scatta sulla corsia di sinistra, entra in area, Ba mette in mezzo, Bressan lo chiude, finito giù poi Mannino dentro l'area di rigore, non c'è nulla. Dall'altra parte Guadagnoli, si inserisce Sapienza, il 20 fa sportellate e poi subisce la pressione di Messina che lo porta in zona bandierina. Si appoggia Guadagnoli a Giovagnoli. Bressan apre, velo di Pettenon, poi cross di Pane Bianco dove c'è Abdelazim che sfiora il gol che avrebbe dato speranza a questo finale per il Geraci. Era tutto solo Abdelazim. Altro cambio nel Castellammare. Dentro Francesco Amato, classe 1984. Vediamo al posto di chi. Grande Babbo! Bravo Babbo! Esce Grande Gabriele Lampo, 2004. Si becca gli applausi della tribuna, l'ex calciatore di Terzo Tempo e Vis Palermo. L'ha avuto l'opportunità per rientrare in partita il Geraci con Abdelazim, sprecata però, quindi Fernandez. Sono 6 minuti di recupero che ha concesso l'arbitro, siamo quasi a metà dell'extra time.
chiude le gambe Mannino, non fa passare il pallone, poi in uscita non è bravo il Castellammare, quindi Bressan alza la testa, sceglie Cocco, cross, Fernandez prova ad impegnarsi per prendere questo pallone, poi Pane Bianco dalla distanza trova un muro, sgasa dall'altra parte, Ganci si inserisce, Ganci finisce giù, guadagna un calcio di punizione estremamente importante per far rifiatare i suoi compagni di squadra. Si becca un cartellino giallo. Pane Bianco. Un 1:30 circa al triplice fischio. Rimane piazzata la difesa del Castellammare, cerca la bandierina, la squadra di casa con Messina, perde però il pallone il capitano. Hogbonda finta e si appoggia, Pane Bianco va a lungo da Fernandez che stoppa col petto, Abdelazim, bella la finta del 17 a campo, poi Marcio Fernandez se lo prende, Sapienza, sovrapposizione di Coco, va sul sinistro il 19 che poi crossa troppo piano però, quindi non trova nessun compagno. Hogbonda salta che torna però in pressing su di lui, poi Tarantino spinge un po' da dietro Giovagnoli, Bressan va via, Pane Bianco, di fatto potrebbe essere l'ultima palla gol della partita per il Geraci, ci prova da fuori Abdelazim, raccoglie una serenità Samuele Di Paola. Verosimilmente arbitro che andrà tutti negli spogliatoi dopo questo rilancio di Di Paola. Triplice fischio, continua l'imbattibilità del Castellammare allo stadio Giorgio Matranga, 3 punti importanti per la formazione di Giuseppe Mione. Non riesce a sbloccarsi fuori casa il Geraci, decisive le reti di Mannino al 14 del primo tempo e poi quella di sul finale di partita. Geraci dunque che tornerà in campo in casa contro il Folgatore nell'8ª giornata del girone A di eccellenza, domenica 29 ottobre alle ore 14:30, mentre il Castellammare Calcio sarà ospite delle Mazara 46. Un ringraziamento da parte di Nicolò Ciluffo per averci seguito sul canale YouTube di Sportisili. Dallo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo è davvero tutto. Grazie e alla prossima!